Oggi siamo a Crocetta del Montello, al Museo Civico La Terra e l'Uomo, conosciuto in tutta la Marca Trevigiana, direi in tutto il Veneto, come il Museo del Mammut. Siamo in compagnia del suo direttore, il dottor Antonio Paolillo, che ci porterà alla scoperta di questo magico mondo. Il museo nasce negli anni 70 e fin da subito pensavamo a un percorso didattico, diacronico, partendo dalle origini della vita sulla Terra fino alla comparsa dell'uomo. Allora, questa è una riproduzione di quei dinosauri che hanno lasciato le loro impronte sul Monte Pelmo, un animale diciamo un po' inventato, però già da questo abbiamo, osservando le zampe, l'idea che tutta l'evoluzione dei dinosauri, soprattutto attraverso i saurischi, ci porta al mondo degli uccelli attuali. Qui siamo nella sezione dei mammiferi, compaiono intorno ai 60 milioni di anni fa e abbiamo deciso di mettere degli animali impagliati, cosa che non è nei nostri obiettivi e tantomeno nelle nostre idee, per spiegare l'estinzione dei mammiferi causate dall'incuria degli uomini. Quando ci chiedono come sono scomparsi i mammut, oggi sappiamo che i mammut possono essere scomparsi a causa della caccia che l'Homo sapiens e l'uomo di Neanderthal prima di lui facevano nei confronti di questi animali estintesi 5.000 anni fa. Direttore, abbiamo fatto un passaggio un po' più grande del dovuto perché questa è l'area più importante del museo, l'area storica, che si rifà a quello che è il manufatto più importante, che è questo scheletro di questo mammut rinvenuto nel comune di Vidor negli anni 70. Ecco, come è arrivato qui e soprattutto perché siete diventati così famosi grazie al mammut? Negli anni 70 si formavano i primi gruppi spontanei di volontari appassionati all'archeologia, alla paleontologia. E proprio qui a Crocetta c'era un gruppo, il Centro Monteliano Ricerche, a cui aderivano una ventina di ragazzi, allora giovani, tutti sui 20-25 anni, appassionati di paleontologia e archeologia. Veniamo a sapere che hanno trovato delle ossa enormi, corriamo, capiamo subito l'importanza di quelle ossa, coinvolgiamo l'Università di Firenze, tutti i ragazzi del gruppo del Centro Monteliano Ricerche si sono prodigati ad aiutare l'Università di Firenze e dopo un mese è venuto alla luce questo esemplare di Mammutus primigenius Blumenbach. Dalla zanna di 3,60 m deduciamo che era uno dei mammut più grandi esistenti in Europa. È un maschio adulto, viveva probabilmente in un periodo interglaciale, visto che le zanne non sono consumate, quindi la neve non l'ha vista, come erroneamente si può pensare che i mammut vivevano sempre in mezzo ai ghiacci e alle nevi. Questo viveva in un periodo interglaciale e è morto di vecchiaia, intorno ai 40-45 anni. Un altro manufatto importante del museo è l'orso delle caverne, Ursus peleus, e provengono le ossa di questo individuo dalla grotta del Bus della Bela di Lamont. Lì si sono trovate parecchi orsi, andavano a svernare in questa grotta. Purtroppo durante l'epoca glaciale la grotta è stata chiusa dai ghiacci e questi animali sono morti all'interno. Erroneamente, a quanto si pensa, questi orsi erano vegetariani, mangiavano frutta e andavano a svernare nelle grotte. È leggermente più piccolo rispetto al grizzly nordamericano. È uno dei pochi musei in Italia che ha la fortuna di avere un chopper originale dell'Homo habilis, donatoci da Donald Johnson, uno scopritore di Lucy. Allora, il museo negli anni 70, concentrato sull'evoluzione dell'uomo e sulla preistoria, aveva pensato di presentare tutte le varie tecniche di scheggiatura e di ritocco degli strumenti, spiegando come si riconosce uno strumento litico. Oggi, col senno di poi, abbiamo pensato bene di lasciare questa vetrina, per noi una vetrina antica ma storica, e tutte queste operazioni non le spieghiamo più, ma le facciamo davanti ai bambini. Beh, noi puntiamo molto su quella che è la divulgazione culturale rivolta ai bambini di tutte le età. I più piccoli che arrivano hanno 1 anno e mezzo, 2 anni e in realtà poi andiamo su fino ai ragazzi dell'università. Abbiamo voluto rendere il museo adatto ai bambini e quindi attraverso racconti, storie noi permettiamo di visitare il museo in modo giocoso, ma anche attraverso centri estivi dove focalizziamo le settimane a tema sui dinosauri, sulla preistoria, sulla natura e quindi cerchiamo di far divertire i bambini, però intanto approcciandosi a quello che è l'ambito scientifico, storico e culturale.
Ma direttore, questo che uomo è? Vedo il cellulare, vedo... L'abbiamo chiamato Homo stupidus, sottospecie attuale.